dire nulla. Però è un fatto che comunque ha portato a termine un'opera davvero molto importante con la fondazione sì, con la creazione dell'Unione Sovietica. Quindi non diciamo una figura di secondo piano, molto carismatica, tu lo scrivi fin dalla giovane età, uno che si è distinto fin da subito, insomma, per capacità. Prego. Sì, da ragazzo quando andavo a scuola era il classico secchione, preparatissimo, però già gli insegnanti dicevano non lo abbiamo mai visto sorridere. Aveva già da piccolo il carattere del dittatore, cioè determinato, preciso, definito, e dice e non pensate che quando dico delle cose lo dico per scherzare. E in realtà lui è stato il vero fondatore dell'Unione Sovietica, ponendo i germi anche di quello che sarà successivamente, perché poi il peggiore in termini assoluti è stato Stalin. Però il maestro vero è stato lui. Quando lui fonda il Partito Comunista Sovietico, che allora si chiamava come si chiamava, non aveva in mente di costruire un partito, aveva in mente di costruire un vertice di partito. Poi le masse dice seguiranno e alle masse gli facciamo fare quello che vogliamo noi. Però ho bisogno di un vertice, cioè di una classe dirigente sulla quale io possa contare. E non contavano le buone idee, i buoni propositi, contava l'obbedienza. Lui decideva, magari anche ascoltando qualcuno, ma poi una volta che si era deciso, così si faceva, secondo poi la logica che è stata chiamata del centralismo democratico. E obiettivamente anche quando poi si è trattato di mettere in pratica i concetti veri della rivoluzione, ovviamente all'inizio i primi risultati sono negativi, lui finisce in carcere eccetera, ma quando poi arriva il buono, cioè nel 1917 la Russia è in fermento, la rivoluzione a portata di mano, come dire, la classe dirigente è stata rovesciata, ma ci vuole qualcuno che poi organizzi la vittoria. E questo vuol dire che in fondo lui era il personaggio chiave di questo sistema di potere nel quale contava il potere, non coloro che il potere lo assicuravano. In questo senso è stato davvero fondamentale. Lorenzo, permettimi una battuta, non avrebbe visto di buon occhio le primarie, credo, uno come lui. Erano già fatti prima di cominciare, anche se lui un congresso poi l'ha fatto quando i bolscevichi vince contro i menscevichi. Sì, è vero. Però poi non rispetta i risultati, perché loro sono andati, i bolscevichi, abbastanza bene, però sono andati avanti qualche mese in una coabitazione forzata, tribulata, un po' come dire rude, perché lui nel giro di qualche mese ha fatto fuori quella che era la minoranza e quindi si è impadronito completamente del partito, a dimostrazione che le primarie se devono essere fatte per facciata le facciamo, cioè, però devono essere serie, cioè devono essere rispettate, diciamo, perdono in mente altre cose. Tra l'altro c'è anche, tu rievochi anche quella che è considerata la scintilla, la morte per impiccagione del fratello Alexander, Sasha Alexander, impiccato per aver attentato alla vita dello zar. Tu dici, è quello che tu individui, proprio tanto impiccato mi sembra il giorno in cui lui consegue la maturità a scuola. Sì, dunque, tanto lui non attenta alla vita dello zar, diciamo che era, in quel momento c'era una marea di complottini, diciamo, più che di complotti per far fuori lo zar, perché la condizione della Russia era tale che non si poteva andare avanti con quel sistema, e coloro che avevano maggiore contezza di una politica che non poteva funzionare erano la classe media, quelli che dicevano qualcosa, che avevano un minimo di formazione, i cugini che lavoravano e basta. Quelli che invece avevano tanto da perdere e capivano che avrebbero perso ancora di più erano quelli che tentavano una via alternativa, e lui faceva parte di uno di questi giri pseudo-rivoluzionari che naturalmente venne scoperto perché erano come dire ragazzini velleitari per certi versi, anche se onesti sul piano intellettuale, vengono scoperti e lì non c'era partita. Chi immaginava di attentare allo zar
è come se avesse attentato allo zar e quindi veniva fucilato. E lui che evidentemente aveva già un barlume di idee del partito che voleva fare, in quel momento traduce in pratica ciò che probabilmente aveva soltanto nella sua fantasia e diventa rivoluzionario a pieno titolo. Non togliermi il saluto, Lorenzo, se ti confesso che ho letto Il Che fare di Lenin e devo dirti che No, l'ho letto anch'io. io Cioè, uno deve conoscerli, se per ma parlare bisogna sapere. ecco, io non voglio essere frainteso, ho appena detto che il comunismo è stato purtroppo una macchina del male, del sangue, della povera gente, poi come sempre siamo sempre noi che ci rimettiamo. Però francamente, leggendolo, ho letto anche Gramsci, c'è una lucidità fuori dal comune. Anche tu hai scritto benissimo, lui non pensa a un partito, pensa a un'organizzazione che metta insieme, che coordini operai e contadini per fare la rivoluzione. C'è nel suo enunciato, dell'operatività dei comunisti, una lucidità che non è, cioè non c'è velleitarismo. Lui ti spiega, per come me lo ricordo io, cosa devi fare, appunto il che fare. Per esempio mi ha colpito, no? Signori, noi stiamo qui a fare la rivoluzione, se c'è qualcuno che ce lo impedisce, anche se ce lo abbiamo, anche se uno dalla nostra parte, ma è un ostacolo, lo si deve abbattere, se vogliamo. C'è la lucidità di avere sempre in testa l'obiettivo finale. Questo Sì, non so. assolutamente, tant'è vero che alla fine del congresso, avendolo peraltro vinto, non gestisce la maggioranza, fa fuori la minoranza come prima cosa, perché la minoranza era quella che diceva, ovviamente le cose devono cambiare, però possiamo fare dei piccoli passi, portare a casa dei risultati senza impegnare troppe forze e senza rischiare troppo sangue, perché se vogliamo fare una rivolta come dire, con la gente in piazza e lo zar che ci spara addosso, sì certo otterremo dei risultati, però lo dobbiamo pagare questo risultato. Non conviene procedere per gradi tentando di convincere l'uno e l'altro con delle piccole riforme, eccetera. E siccome lui non la pensava così, perché lui era quello che appunto doveva dirigere le masse, poi le masse non contavano niente, la prima cosa che fa fuori quelli che correvano il rischio di fargli perdere del tempo in discussione. E quindi cioè, l'obiettivo era questo, che fare punto interrogativo, anzi punto esclamativo. Dobbiamo fare così. E veniamo a questi funerali. Dove era morto lui, dalla città dove era morto, viene portato a Mosca, Gorky. da Gorky. Tanto mi ha colpito quello che è scritto, no? A portare il suo feretro era anche Stalin, che però aveva allontanato Trotsky, aveva depistato Trotsky per tenerlo lontano. E quindi già abbiamo capito che il clima c'era comunque. Siamo nel 24, eppure pensate che razza di clima già c'era tra i dirigenti del Partito Comunista. Cosa possiamo dire? È una celebrazione che il regime comunista sovietico vuole fare di sé attraverso il piccolo padre, possiamo chiamarlo, no? Del sovietismo, del comunismo. E tra l'altro anche mi sembra contro la sua volontà, perché mi sembra che lui avesse lasciato detto alla moglie di non volere che la sua salma venisse esposta ai compagni. Sì, non voleva diventare un monumento morto perché lui si considerava sempre vivo, gli altri, come dire, un po' hanno tradito la sua idea facendo del funerale una celebrazione che però era una celebrazione della rivoluzione, ma nello stesso tempo lo hanno rispettato perché il vero slogan della manifestazione era Lenin è morto, Lenin vivo, che è un po' quello che i cattolici dicono, è morto un papa, se ne fa un altro. Quanto il fatto che Stalin abbia allontanato Trotsky è proprio nella chiave di lettura che Lenin ha dato, cioè che quello che contava di più nel partito è che i cosiddetti deviazionisti dovevano essere allontanati, puniti, massacrati e al limite fatti fuori. Allora Trotsky non la pensava più esattamente come Stalin e come Lenin, anche se ci aveva messo del suo per fare trionfare la rivoluzione, e la prima cosa da fare era farlo fuori proprio dal punto di vista estetico, in modo tale che la gente vedesse che non c'era. Se non c'era vuol dire che non contava. Ora Trotsky non stava già molto bene,
era malato e quindi aveva necessità di sapere esattamente quali erano le condizioni del funerale per poter venire. Dice non posso andare a Mosca, lui stava lontano, le distanze nell'Unione Sovietica sono gigantesche e in quel tempo lì per fare pochi centinaia di chilometri bisogna stare in giro giorni. Aveva necessità di sapere esattamente come erano le cose per poter arrivare puntualmente. E lui gli manda dei telegrammi volutamente ambigui della serie ci stiamo organizzando, e alla fine quando loro si sono organizzati Trotsky non c'era. Che il telegramma ci stiamo organizzando fosse credibile agli occhi di Trotsky è dimostrato dal fatto che tutte le volte che c'erano manifestazioni di questo genere non contava nulla quando che ci fosse il morto e che c'era da fare il funerale, perché se l'appartice non era pronto vuol dire che il morto non era morto, e se anche era morto vuol dire che si poteva aspettare a fare il funerale. Infatti lo cito nel pezzo, dice nonostante lui fosse morto praticamente già da mesi, perché non era più in grado di parlare, non si interessava più di niente, l'avevano seduto davanti a una finestra e guardava fuori senza interessarsi di se ci fosse il sole o nevicasse. Stato catatonico, immagino. Vengono presi come dire una sprovvista, perché nel momento in cui si tratta di fare la celebrazione dice adesso cosa facciamo, cioè qual è il vertice sul quale possiamo contare e quindi chi dobbiamo invitare, chi mettiamo in prima fila, e quindi devono organizzare un'autentica commissione che ci mette del tempo prima di organizzare qual è la strategia da realizzare. E quindi lui, che fisicamente era morto al mattino, quando era ancora forse notte, la notizia la danno alle 19, dicono le cronache, quando già si era fatto un'altra volta buio, perché era morto col buio, hanno aspettato l'altro buio per dare informazioni. E poi taccheggiano, alcuni ritardi sono determinati da fatti contingenti. Il primo ritardo è stato perché dobbiamo organizzarci, chi esporlo, dove metterlo. Poi gli altri ritardi sono stati determinati dal fatto che, diffusa la notizia che Lenin era morto, le delegazioni hanno incominciato a tempestare di chiamate il Cremlino chiedendo di ritardare perché volevano essere presenti alla cerimonia e non potevano arrivare in tempo. No? Se uno doveva partire, non so, dalla Siberia, dall'Ucraina, e allora giustamente ci volevano giorni. Ed erano delegazioni che a loro volta dovevano essere formate da persone che dovevano esserci tutti, non poteva mancare nessuno, e anche quelli dell'Ucraina, non è che partivano tutti da Kiev, uno partiva da Kiev, l'altro partiva dal nord-est, dal nord-ovest, eccetera, eccetera. Un secondo ritardo è stato provocato dal fatto che non riuscivano a fare la tomba di Lenin. Volevano scavare cenotafio e la terra era così dura perché l'inverno era così rigido che c'era mezzo metro di ghiaccio e gli attrezzi tradizionali si spaccavano. Hanno dovuto usare la dinamite per fare saltare il primo metro di strato di terra per poi scavare e scendere giù a 50 metri. Il terzo e top è stato quello che citavi tu, quello dell'imbalsamazione. Lo dovevano portare in giro e volevano che si conservasse, ma soprattutto che avesse un'espressione come se fosse vivo, e hanno incaricato 2 medici che, utilizzando gli strumenti e delle tecniche che esattamente ancora adesso non conoscono, riuscirono a ottenere questo risultato. In un primo tempo lo vestirono con la divisa militare. Poi, rendendosi conto che era meglio presentarlo come l'ideologo, non come il combattente in armi, perché non c'era più da combattere, c'era da gestire la vittoria, gli cambiarono il vestito e gli misero il vestito nero. Quello che poi vediamo. Lorenzo, volevo chiederti, dunque, sicuramente il metodo Lenin ha fatto scuola, Pol Pot mi viene in mente anche Cuba, Castro, Che Guevara stesso, per quanto sia una figura per molti aspetti romantica, quindi quella spietatezza anche perché l'obiettivo è la rivoluzione. In Italia quanto è permeato del leninismo? Il migliore Togliatti, io rimasi impressionato quando l'hanno nascosta, perché sappiamo insomma chi comanda dall'informazione italiana, ma lo pubblicò credo Panorama proprio tanti anni fa, la lettera di una lettera che proprio Stalin inviò a Togliatti e gli disse: guarda che abbiamo isolato un reparto degli alpini,
se vuoi, visto che sono italiani, possiamo salvarli. E Togliatti disse no, 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 tanto fai pure quello che... E li condannò a morte, il migliore. C'è ancora Piazza Togliatti, via Togliatti da tante parti in Italia. Io, per carità, non voglio essere confuso, per carità, a me Mussolini sta sui coglioni, e uso proprio la parolaccia, perché ho quasi imparato a memoria Eros e Priapo di Gatta, quindi figuriamoci, non guardo certo dall'altra parte, però non è che, insomma, se Atene ha da piangere, Sparta non ha da ridere, perché ne hanno combinate di orrende, di orrito. Beh, tu lo sai bene, hai scritto libri su questo, vengo a parlarne a te. Però ecco, è proprio a te però voglio chiedere, quanto del leninismo è permeato in Italia, secondo te? Sicuramente. Pro- pro- A proposito degli alpini, lui dice no, lascia pure fare e giustifica questo suo lascia pure fare, perché più ci sarà sangue, più ci sarà dolore nelle famiglie delle vittime, e quindi crescerà l'avversione nei confronti del regime che noi vogliamo ribaltare. Cioè più ci sono morti, più si capisce che i morti sono colpa della guerra, e cioè colpa dei Mussolini, e più noi abbiamo la possibilità di prendere il potere. E sicuramente Togliatti, considerato il migliore, era il migliore degli interpreti della classe dirigente del Partito Comunista Sovietico, che Fidel Castro, Che Guevara e tutta una serie di dittatori, qualcuno forte, qualcuno un po' meno, però, come dire, lo stampino col quale sono stati fatti è quello leninista, perché l'unica cosa vera che contava di Lenin era il pugno duro del comando. Noi dobbiamo costruire una classe dirigente, il partito viene da sé, cioè noi abbiamo bisogno del pastore, il gregge c'è, non c'è bisogno di costruire il gregge, le pecore le abbiamo, abbiamo bisogno del pastore che le sappia condurre, cioè con una interpretazione del popolo che loro volevano difendere, volevano salvaguardare, così violentemente sadica da non considerarlo niente. Cioè non a caso parlo di pecore e di pastore, perché di solito quando si dice che uno viene trascinato si dice che fa la pecora. Loro pensavano esattamente così, e chi andava a scuola di comunismo, e all'inizio la scuola comunista era la scuola del comunismo sovietico, questo insegnava e questo imparava. Poi certo, dopo Togliatti la cosa, specialmente in Italia, è stata un po' più, come dire, virgolette, anacquata, è diventata un po' democratica, perché quello che aveva il polso duro era Berlinguer, però Berlinguer era più intellettuale che organizzatore di partito. Anche lui, peraltro, senza aver mai militato nel Partito Comunista, ma è vero che quelli che un po' criticando e un po' elogiando dicevano lui non si è iscritto al PC, lui si è iscritto alla direzione del PC, perché quello che contava era dirigere, non partecipare. E allora poi però anche lui, insomma, la cosa è stata un po' più anacquata, però certo il vero interprete del leninismo, cioè del Partito Comunista, era Togliatti. E purtroppo abbiamo esaurito lo spazio. Magari tu hai già scritto anche di Berlinguer e tornerei a scriverne. Non è, lo chiedo a te che hai più conoscenza e esperienza anche di me. Non è che qualcuno usi un po' troppo. Cioè, io, guarda, in quegli anni o votavo scheda nulla o non andavo a votare, quindi figurati. Ma a me tutto sommato Berlinguer non era simpatico, ma mi sembrava veramente una brava persona. Non è che oggi molti, come dire, se ne facciano uno scudo per nascondere le sporcizie che hanno combinato. Sì, Berlinguer era una brava persona, però di sotto c'era un PC che francamente, ricordiamoci i rubli, ricordiamoci tutto quello che hanno combinato. Non ti sembra che ci sia qualcuno che lo adopera un po' troppo pro domo propria a sinistra? È chiaro che il confronto tra ieri e l'oggi, per il ieri è totalmente perdente. Questo vale per l'ex Partito Comunista e quelli che adesso in qualche modo ne sono i discendenti diretti o indiretti, vale per i democristiani e quelli che in qualche modo ancora gli si ispirano, vale per la destra, per la sinistra, i socialisti, i riformisti, cioè il mondo attuale al confronto con ieri è assolutamente deficitario, e quindi si corre il rischio di idealizzare delle figure che avevano anche dei punti positivi, ma che poi guardandole nelle pieghe tutta questa positività non hanno. Perché anche Berlinguer si è trovato lì per caso, quelli che rimpiangono Moro, Fanfani, De Gasperi, eccetera, dovrebbero andare a vedere le biografie per bene, perché
la statistica del 100% di qua e dello 0% di là non esiste, c'è sempre un 60, un 40, un 70, un 30, c'è tanto di buono, tanto di cattivo, ma insieme al buono non può esserci qualcosa, non può non esserci qualcosa di cattivo e viceversa. E quindi insomma sfrugugliare di tutto. Abbiamo parlato di Kennedy l'altro giorno e abbiamo visto che anche la persona che è considerata il personaggio più significativo, più progressista, come dire, a cercare fra le pieghe pezzi di via avrebbe più da vergognarsi lui di essere protagonista di quei fatti che noi a raccontarli. Certo. Lorenzo, devo salutarti anche perché sta dando via l'audio. Fammi fare un'anticipazione. Non so adesso di preciso, non lo sappiamo. Ieri Lorenzo mi ha fatto delle anticipazioni sul suo prossimo lavoro su Panorama, su Puccini. Non dico niente, non faccio spoiler, sarà da leggere assolutamente, sarà da parlarne con Lorenzo Del Bocca di Panorama, che è sempre, sempre, sempre molto, molto disponibile e gentile nei nostri confronti e nei confronti degli ascoltatori di Radio Libertà. Lorenzo, ti saluto, buona domenica e grazie veramente. E a risentirci con Puccini. Sarà un'altra musica. In musica, ci sentiamo in musica. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, anche se conoscessi o segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, molte cose si possono fare da questo sito, è scritto legaonline.it naturalmente. Potete scaricare il libretto che vi riepiloga i progetti portati a termine da questo governo grazie alla presenza della Lega. Poi potete naturalmente consultare il calendario delle feste della Lega e potete iscrivervi, è molto facile, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, se almeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà recapitata la magione, ma se di mezzo, l'ho detto anche prima, ci sono poste italiane, gesti apotropaici consigliati a tutti, femminucce, maschietti e tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti. Io sono molto ecumenico. La tessera Lega Salvini Premier, il gesto di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, non lo devi, è un invito che vi facciamo perché poi sono soldi nostri, dite allo Stato come spenderli, c'è questa possibilità, grazie Stato di permettercelo. Il 2 per 1000 di 43 lo scrivi nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, di Domodossola. 4 le stagioni, dai, no il voto in matematica, 3 invece il numero perfetto. Vediamo se non ci sono ancora anticipazioni sul fronte delle apparizioni radiotelevisive dei protagonisti del movimento leghista, loro i politici, quindi possiamo chiudere. Segui la Lega, andare all'intervallo, il time out con una bella canzone che verrà scelta da Francis. Belli tutti e due, anche in inglese mi piace Francis, non so se a te, a me piacciono entrambi i suoni. E poi parola di scrittore. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà.
Erano gli Earth, Wind and Fire, sound anni 70, funky e dintorni, grazie all'offerta di Francesco, il nostro tecnico fantastico sulla tolla di comando di regia tecnica. Venerdì. Ah, oggi bisognava mandare Gaber, me ne sono dimenticato. Ma prenoto un Gaber alle 11:55 perché è la tradizione di questa trasmissione che si chiama Oltre la pagina di Radio Libertà. Lo sapete, io al lunedì apro con la prima proposta musicale alle 11:05 Gaber e l'ultima chiudo la settimana alle 11:30 sempre con Giorgio Gaber. È un po', fa parte del nostro Pantheon da anni ormai, da quando siamo nati, personalmente da quando ero ragazzo. Allora, abbiamo Parola di scrittore, lo sapete, la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione, e abbiamo, lo conosciamo in realtà, anche se non l'abbiamo mai sentito, Giorgio Maimone, lo abbiamo al telefono. Benvenuto Giorgio, grazie per essere qui con noi. Grazie a te, eccomi qua. Allora, Giorgio è l'artefice delle, non da solo, con esatto, delle vicende, chiamiamolo avventure, insomma, delle storie, dei romanzi, ne sono stati pubblicati 6, di Greta e Marlon, due investigatori milanesi. E naturalmente e come già vi abbiamo detto in altre 2 occasioni, si tratta di una creazione a 4 mani, un tandem, un doppio misto se volete, scusate. E mi incuriosiva molto anche capire come funziona questo scrivere, perché non è consueto, ma non è neanche un caso unico. Più di qualche situazione vede 2 persone, Fruttero e Lucentini, Giorgio, direi. I più famosi. Partiamo bene, no? Però ecco, partiamo da qui e poi torniamo a parlare ancora, perché hanno sempre più successo Greta e Marlon, c'è Milano, ci sono tante cose da dire. Come avviene questa idea di scrivere? È una cosa spontanea, è una cosa provata a tavolino? Parlacene. Dunque, guarda, è nato per caso, ovviamente. Erika aveva scritto il suo primo romanzo, la casa editrice le ha chiesto di metterlo a posto perché c'erano delle cose che non andavano, che erano le stesse cose che le avevo detto io. Allora lei mi ha detto: dammi una mano e mettiamolo a posto assieme. Allora l'ho aiutata e quel romanzo, che si intitolava L'uomo è sbagliato, è uscito, ha avuto un buon successo, e da lì è nata spontanea la proposta di Erika dicendo: il prossimo libro scriviamolo assieme. E siamo partiti con la storia di Greta e Marlon. Ora devo dire, sembra difficile scrivere in 2 e potrebbe esserlo se le 2 persone non si fidassero l'una dell'altra. Se ti fidi dell'altra persona invece è un grosso vantaggio, perché hai immediatamente un lettore a disposizione, un lettore molto interessato a quello che hai scritto, che può dirti di cambiare oppure darti delle indicazioni su come modificare. Perché noi scriviamo separati, ma poi verifichiamo sempre ogni capitolo assieme, eventualmente ce lo scambiamo e ognuno mette le mani nei capitoli dell'altro. In questo modo la lingua che ne esce, il modo di parlare, di raccontare, non è esattamente il mio o esattamente quello di Erika, ma è un misto, diciamo un insieme di lavoro di un uomo e una donna attorno a libri che hanno come protagonisti un uomo e una donna. Sto mettendo a fuoco, Giorgio, hai esposto con molta chiarezza. Si è venuto in mente, si parla tante volte di realtà aumentata, no? Qui abbiamo una scrittura aumentata. Sì, esatto. Una scrittura che non è solo scrittura, perché una cosa per noi importantissima è rileggere a voce alta assieme quello che abbiamo scritto. Così sentiamo anche come suona. Nel nostro modo di scrivere molto importanti sono i dialoghi, e i dialoghi devono essere realistici, se no appesantisce un pochino tutto. E allora sentiti ad alta voce, immediatamente ti rendi conto se funzionano oppure no. Tra l'altro stavo pensando, io l'ho introdotto perché ovviamente non è una cosa consueta, in realtà non è una cosa strana, no? Ci pensavo perché
non vado fuori strada perché parleremo anche di Milano, città che tutti noi amiamo tantissimo. Mi ricordo, non sono tanti anni che l'ho visto, un filmato degli anni 60 dove c'erano Angela e Luciana Giussani intorno a un tavolo dove ci sono state almeno 7-8 persone, quindi sceneggiatori, disegnatori, collaboratori vari, e quella più sciura milanese di tutte, non so se fosse, adesso mi ricordo se Angela Luciana, in piedi, che leggeva e sentiva gli altri. Quindi in realtà, per carità, è un fumetto, però anche un fumetto come Diabolico, che parte da un plot narrativo giallo, assolutamente giallo, e ci mancherebbe. Però appunto stavo pensando che questo modo in realtà è anche molto molto professionale, è molto... Sì, certo, e funziona, ti garantisco che funziona perché capisci immediatamente qual è la parola o il termine o il modo di dire che non attacca, che non avrebbe presa. È molto più che a vederlo su carta. E poi hai immediatamente appunto un ritorno su quello che è scritto, capisci? È molto importante. Certo, devi fidarti dell'altra persona. Sì, credo che sarebbe difficile, non fidandosi, sarebbe difficile produrre 6 romanzi come quelli di Greta e Marlon, che sono stati accolti con grande favore. Avete vinto anche dei premi, quindi dalla critica. Abbiamo vinto anche dei premi, sì. Garfagnana in giallo è l'ultimo che abbiamo vinto. Quindi se non fosse così, Giorgio, cioè, c'è la prova provata che quello che dici, cioè, a parte che io mi fido assolutamente, ma perché sarebbe inutile pensarla diversamente. Però ci sono le prove, voglio dire, no? Cioè funziona, certo, il vostro lavoro funziona, e quindi parliamo allora ancora un po' di Greta, che diventa un magistrato, se non sbaglio. È un avvocato penalista, avvocato. Una cosa No, che è negli vero, anni è vero. 50 e 60 Non era c'erano comune. pochissime donne che facevano questa professione, quindi un po' un'eccezione. Greta Nardi e Mario Longoni, Marlon. Lui è un personaggio ex partigiano. Io ho letto un po' di recensioni dei vostri lettori online. Comunista me l'hanno definito. Quindi ecco, mi sembra c'è l'idea anche posso dirlo, un po' di tradizione e innovazione. Greta, perché parlavo con Erika l'ultima volta che ci siamo sentiti, Greta è un protofemminista, possiamo dire, è più proiettata, più moderna. Forse Marlon, anche nel suo essere ex partigiano, ex pugile, anche nel suo essere, perché no, comunista, fa parte, diciamo, mi sembra esprima una certa tradizione. E questo non so, è una scelta che è diventata automatica o è una scelta molto ponderata per entrare nello spirito di Milano? Perché Milano è davvero, cioè, allora, io, guarda, sono passato l'altro giorno, era un bel po' di tempo, perché ho problemi di deambulazione, faccio fatica a spostarmi purtroppo. Sono uscito, sono andato là, l'ho visto e, come faccio sempre, l'ho abbracciato. Gli ho dato il Duomo di Milano. Per me è qualcosa di vivo, è qualcosa di fantastico. Quindi tradizione, ma Milano è assolutamente, direi, dal Settecento, dall'epoca dei Lumi, se non prima, è sempre stata una città davanti, non solo in Italia, è sempre stata una città di riferimento nel mondo. Sempre proiettata al futuro. Quindi Milano a due velocità, a due gambe, anzi, per meglio dire. E Greta e Marlon sono in qualche modo rappresentano anche questo, o mi sbaglio? Sì, guarda, sono proprio studiati apposta per questo motivo. Tanto Greta è innovativa e avanti coi tempi, tanto Marlon deve essere uomo del periodo, invece, proprio di quell'epoca. Per questo anche questa caratterizzazione politica che abbiamo voluto dare, perché gli anni 50 e 60 erano anni di forte passione ideologica e di forte contrapposizione tra le varie teorie, tra le varie ideologie che c'erano in giro. I movimenti giovanili partono da Milano, quelli del 68, anche prima. Certo. Sì, è sempre stato un laboratorio politico avanzato anche Milano, tra le altre cose. Devo dire, io sono un immigrato e amo Milano follemente. Mi dispiace che Milano sia stata anche la sede
per la fondazione dei fasci di Mussolini, perché quello è un peccato. Milano non se la meritava questa sporcizia, quest'onta, ma pazienza. C'è il bello, c'è il brutto, cosa vuoi No, fare? però in realtà, al di là di quelle che possono essere, io non sono comunista, non, per carità, però sinceramente a me io sono, lo dicevo prima con il precedente ospite, ho quasi imparato a memoria Eros e Priapo di Gadda, perché solo vederlo uno con la faccia di Benito Mussolini mi girano le balle, solo vederlo, quindi è una cosa Proprio di pelle, no? sì, è una cosa anche, diciamo, prepolitica, non c'entra niente, Sì, cioè, la sì, politica sì, viene sì. dopo, tra l'altro. Poi vabbè, uno che ha fatto le leggi razziali e ha fatto uccidere centinaia di migliaia di italiani innocenti, la storia, e non solo la storia, lo deve condannare, ma non voglio entrare in questo ambito. Però appunto, Milano è stata anche la città del fascismo. Milano è stata la città guida per molti aspetti. E come inserite la parte gialla, la parte quella, per esempio, di cui avremmo dovuto parlare oggi, e di 2 romanzi fa, Macerie, la Sì. strage, che poi è il prequel, quando loro si conoscono e Esatto. ci sono gli omicidi di queste prostitute. Ecco, la Milano Noir è una Milano noir, è una Milano thriller. Che Milano creato intorno a Greta e Marlon, tu Erika, o Erika tu? Ogni romanzo fa un po' storia a sé. Ad esempio Macerie è un noir, tutto sommato, anche perché c'è una serie di omicidi di queste prostitute e una persona che le uccide, quindi un proto serial killer, se vogliamo ben vedere. Altri romanzi, Mannequin ad esempio è prettamente un giallo, invece è un Sì, giallo sì, molto sì. classico anche. Quindi di volta in volta, quando affrontiamo il tema, quando scegliamo come svolgerlo, eccetera, c'è una leggera variazione sul tema del giallo, cioè qual è l'impostazione che intendiamo dare. L'importante è proporre sempre anche una specie di gioco e di sfida enigmistica col lettore, che è sempre portato, ha sempre in mano le chiavi assieme a noi per arrivare alla soluzione. Giorgio, permettimi, scusa, mi è sfuggito un Sì. passo indietro, ritorno quando Sì. tu ci hai spiegato come funziona il lavoro. Io Sì. ho riscontrato, e questa è la conferma, no? Nelle recensioni dei lettori, quelle probabilmente più sincere, anche, cioè più autentiche, voglio dire. Sì. La cura dei dettagli, ritorna spesso quando parlano, anche, guarda, quando ci sono recensioni che magari esprimono qualche perplessità, eccetera, la cura del dettaglio l'ho trovata spesso come merito, come peculiare Sì. della vostra produzione letteraria, e quindi è la conferma, cioè il lettore proprio se ne accorge, non che siete in 2 a scrivere, ma che il risultato è quello che dicevi prima. Certo, certo. Il dettaglio è fondamentale. Noi facciamo milioni di ricerche, in particolare su Milano, perché Milano per me è una canzone d'amore che mi porto nel cuore da tempo, e mi piace ricordare la Milano com'era, ma parlarne soprattutto per spiegare com'è diventata la Milano successiva. Ad esempio in Macerie, che è ambientato nel 1950, siamo proprio in una svolta della città che dopo la guerra inizia a ricostruirsi. Ma come inizia a ricostruirsi? Con un sacco edilizio, praticamente le mani sulla città, nel senso che vecchi quartieri storici vengono abbattuti, la popolazione, diciamo il ceto più popolare che vivevano nel centro, vengono gradatamente espulsi verso l'esterno, e nascono tutte queste case anni 60 che sono un pugno nell'occhio e deturpano Milano in un certo senso. Però siamo anche in anni in cui addirittura avevano pensato di costruire una sorta di autostrada urbana che, partendo da Loreto attraverso Buenos Aires, Corso Venezia, Corso Europa, Via Larga, e doveva andare avanti anche dopo Via Albricci, attraversasse tutto il centro e si ricollegasse al Sempione. Praticamente un'autostrada doveva passare nel centro di Milano, perché il traffico automobilistico doveva essere favorito, perché favoriva il commercio. Questa è sempre stata un'anima di Milano, l'anima nera, diciamo. E ogni volta la città è chiamata a reinventarsi.
e quindi a buttare giù tutto il vecchio e a costruire il nuovo. Se tu pensi che era una città che aveva i navigli che scorrevano, le mura spagnole rialzate dove si poteva passeggiare, andare a cavallo, eccetera, e tutto questo l'ha buttato via, tu pensa un po' come si ragiona da queste parti. Ma pensa, io stesso ci stavo pensando, che milanese non sono, però abito dal 2004, quindi saranno 20 anni. In questi 20 anni l'ho vista cambiare. Io ho stato, ripeto, adesso da alcuni anni, lo dicevo prima, ho dei problemi l'ho detto prima, di problemi di deambulazione. Poi sono un po' un orso, non è che sia uno che va in giro, però mi sono accorto dal punto di vista strutturale, urbano, quanto è cambiata. Va in City Life per tutti, uno per tutti, ma proprio anche tante altre cose, anche guardando le TV milanesi o leggendo i giornali ti accorgi. E venendo dalla periferia, dalla provincia, posso dirti, a parte che ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare un paio d'anni a Venezia, cioè Venezia esprime proprio l'eternità, no? Cioè, Venezia dice scusa Fioi, ma mi sono qua e basta. Invece Milano ti dice tra 5 minuti devo andare e va e parte. Guarda, facendo una metafora, Milano, Venezia è una città museo, no? Come può essere Roma, eccetera. È come una bella donna lì che la vedi e dici è bella, non c'è dubbio. Milano invece è una signora in grigio che devi scoprire pian piano, che se la scopri, se hai tempo di cercare di capirla, eccetera, scopri meraviglie. Però devi avere tempo, devi avere voglia di andare più in profondità, non fermarti alla superficie. Ecco, Milano, se ti fermi alla superficie è poca roba. Se vai in profondità, Milano ha dei posti splendidi, oltre a essere una città dinamica e sempre all'avanguardia. Sì, perché io non ho esperienza, mi permetto. Tanto, parlando di correnti artistiche, mi verrebbe in mente Venezia e barocco, Milano e futurismo, ma esatto, ma mi è venuto in mente, allora, è facile, lo sento dall'esterno, no? Il mito di Milano ce l'ho da quando ero bambino, ma anche noi lì, insomma, in campagna, diciamo, del Trivento, guardavamo Milano con occhio. E il paragone con New York è anche abbastanza facile, però per quello che io non sono mai stato a New York, per quello che mi consta, cioè New York tende a rinnovarsi continuamente cancellando, si rinnova, cancella. Milano no, anche perché non può cancellare, no? Cioè Milano continua a rinnovarsi, ma non perde per strada. Certo, ho capito, i milanesi mi dicono no, ma non si parla più il dialetto milanese, non è più la Milano di 50, ma per forza. Però se io voglio vedere la Milano di una volta e mi metto a cercarla, non serve avere chissà che strumenti. Se io la voglio vedere la Milano di una volta, la trovo ovunque, la trovo, la leggo, e dopo però c'è anche la Milano di ora. E è una domanda un po' così. E chi tra voi due, tra tu e Erika, chi è Greta e chi è Marlon? Quanto di Marlon c'è in te, quanto di Greta c'è in Erika? Come punto di partenza, tutti e due i personaggi sono stati pensati da Erika inizialmente. Poi io sono entrato proprio sviluppando Marlon e dandogli anche il nome lombardo, trovando l'idea che fosse un Mario Longoni detto Marlon, che inizialmente aveva solo il soprannome. Dopodiché li abbiamo sviluppati assieme, a pari livello, discutendo molto, cercando di cambiare alcuni caratteri iniziali o di ammorbidirli, eccetera, e quindi è una creazione collettiva dove Erika resta sempre un pochino più Greta, io resto sempre un pochino più Marlon, ma alla fine tutte e due mettiamo le mani in tutti e due i personaggi. Benissimo, l'ultima volta mi sono sentito con Erika, con Mannequin, e so che c'è già il 7° appuntamento, se non ricordo male. Quindi, allora, intanto ricordo il 5°, Macerie, Greta e Marlon e la strage delle lucciole, Mursia Editore, 18 euro, 350 pagine. Continuate a trovarlo sia in libreria che online. È il prequel quando si conoscono Greta e Marlon, due personaggi che sempre di più stanno facendo parte dell'immaginario popolare milanese. Complimenti
a Erika Rosio, che oggi non c'è, ma abbiamo Giorgio Maimone, insomma il doppio misto, e quindi oggi abbiamo la parte maschile. Complimenti per tutto il lavoro che state facendo, grazie per la vostra disponibilità, e voi lo sapete, Radio Libertà vi aspetta per il prossimo appuntamento. Siamo a vostra disposizione. Grazie a Giorgio Maimone. Ciao a tutti. Ciao. Allora andiamo alla conclusioni. Grazie anche a Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. Allora, togliamo la condivisione. Quante robe ci sarebbero da fare, ma mi sa che non riesco a fare tutto. Dunque, ecco qua. Allora, Istat commercio al dettaglio, crescita congiunturale dello 0,4. Poi, devo chiamare occupazione in aumento, posizioni per dunque retribuzione e costo del lavoro dipendenti privati. Allora, nel settore privato sono attive nel 2021, però il dato 19,5 milioni di posizioni lavorative dipendenti, più 6,9 rispetto al 2020, per un totale di 15,4 milioni di lavoratori, più 3,5. L'input di lavoro cresce in ore lavorate dell'1,5%. Il valore della retribuzione raggiunge 12.139 euro annue, pochini direi, comunque è sempre un più 3,6 rispetto al 2019, al 2020, ed è anche un aumento del 0,2 sul 2019. Chiudiamo la condivision. Invece questo è un dato negativo, ce lo anticipava anche ieri un nostro ospite, sulla produzione industriale, che è diminuita dell'1,5% a novembre su ottobre dell'anno che abbiamo appena concluso. Chiudiamo condivisione. Poi abbiamo, questo è intenzioni di voto, Tecne. Abbiamo Fratelli d'Italia di 28,7, PD 19,2, 5 Stelle 16,3, Forza Italia 9,3, Lega 8,3. Chiudiamo condivisione. Poi dai che siamo addirittura d'arrivo, forse riesco a fare unplugged anche. Gli italiani nell'attualità politica, questo è un sondaggio Ipsos committente di TV Movie. Meloni è responsabile delle persone che ha scelto, con cui fa politica, per il 50%, non è responsabile per il 43%, qui si parla di pistoleri e sostituzioni etniche ovviamente. Dopo un anno di governo si sta meglio rispetto a prima 16, non si sta meglio rispetto a prima 66%. Le tasse e pensioni migliorato 19, migliorato il governo, ha migliorato la situazione personale 62. E infine, quali di questi casi di comportamento discusso? Il ministro che chiede e ottiene di poter scendere dal treno, 48%, il deputato con la pistola 55%, è il pistolero, poi 48% Lollobrigida che ferma un treno. Mi tocca anche di sentire ma tutto sommato stava andando a lavoro, perché la casacca, no, dei tifosi non è Milan-Inter, qui è la vita sociale di noi cittadini, non è che perché di destra gli permettiamo tutto di sparare, no, ma basta per fare il gioco della sinistra. Siete come le femministe che non vogliono che si parli degli stupri commessi dagli islamici, stessa cosa, alla fine siete uguali, mamma mia. Uno che ferma un treno, ma scherziamo? Uno che spara, ma scherziamo? Il ministro che insulta sui social chi commenta sui post, 40%, e invece quello l'ho trovato divertente. Il presidente del Senato col busto di Mussolini, 39%. Chiudiamo, e ce n'è ancora uno, eccolo qua. Elezioni europee, Easy SPA realizzato, è un sondaggio autoprodotto. Fratelli d'Italia 27,1, PD 19,5, 5 Stelle 17, Lega 9,3, Forza Italia 7,4. Chiudiamo e andiamo a unplugged. Faccio subito i convenevoli formulaici, salutando e abbracciando Adriana Angela, Clotilde e Carmela. Vi ricordo anche loro ci seguono, ci seguiscono anche, lo mettere a sentarsi il canale 252 del digitale televisivo terrestre, naturalmente la Radio DAB, Alexa, accendi Radio Libertà, ve ne saremo riconoscenti, naturalmente anche le applicazioni iOS Android che vi permettono di ascoltarci ovunque. Poi abbiamo non lo abbiamo più,
è sparito, eccolo qua. Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni sono 11.59, devo andare veloce, del 23° giorno di nevoso, mese del calendario repubblicano. Nell'85 l'ondata di gelo fa registrare in molte località d'Italia le temperature più basse della storia. Pensa che dovevano militare ed era anche in pianura, Francesco. Sono stato per 3 settimane, quando si rientrava dalla logistica per andare in mensa, c'era la temperatura a mezzogiorno, perché veniva la jeep a prenderci, ero un missilista, meno 17. Forse non era 3 settimane, sto esagerando. So che per parecchi giorni meno 17 a mezzogiorno. Allora, Charles Perrault, scrittore francese, La grazia il vero dono delle fate, l'autore di Cappuccetto Rosso. E poi Jack London, fantastico, il richiamo della foresta, te lo fanno passare come narrativa per ragazzi. A parte che per i ragazzi sono deficienti, vuoi dargli letteratura stupida? No, io a 14 anni leggevo Pirandello e non sono una persona di cultura, quindi per favore. Poi abbiamo Camillo Sbarbaro, poeta, Joe Fraser, Smoking Joe, grande pugile, Mario Luzzatto Fegiz, critico musicale, che fece una figura barbina anni fa, perché doveva partecipare a un Sanremo. Io ovviamente manderei in galera non solo chi fa Sanremo, ma anche chi lo guarda Sanremo. È dal 72 che non vedo Sanremo, figurati. Comunque doveva partecipare Elton John, già un musicista che a me è sempre stato. Insomma, alla fine sul Corriere appare la recensione di Mario Luzzatto Fegiz e sull'esibizione di Elton John, che non andò, che non si presentò, di Del Buca Sanremo, figura di M. Pasquale Panella, grande autore dei testi di Battisti, purtroppo non sono robe per tutti, però fatemi un favore, quando parlate dei dischi bianchi di Lucio Battisti, ne parlate male, se non è roba, cioè io non mi metto a parlare, che ne so, di danza classica, cioè, se sono cose che esulano dalla vostra competenza, soprattutto poi quando dovete esprimere disprezzo, non è roba per voi, lasciatela stare, no? Bruno Aretma, il comico dei Fichi d'India, che è scomparso un anno fa, Debra Foyer, Homeboy, Jeff Bezos addirittura. Stop 12.02, Vincent mi accoppa perché ho già sforato, quindi grazie a Francesco e grazie a todos. Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina. Abbiamo chiuso. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Da oggi la tua radio è ascoltata. Mi scusi Presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi Presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno, in quanto ai calciatori non voglio giudicare. I nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi Presidente se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi Presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, e a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma